Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon inizio settimana, buon lunedì 22 di giugno, siamo pronti come sempre a vivere una settimana insieme, una settimana di emozioni, di passione, di forza per promuovere la nostra meravigliosa terra di Sicilia, per raccontare il suo territorio, i suoi prodotti, le sue eccellenze. Cosa importante che condividiamo ogni giorno con voi attraverso i nostri live, questo delle 12 con me e quello delle 18 con il mitico Francesco Caravello. E poi sapete, come sempre, al sabato abbiamo invece il nostro appuntamento fisso dedicato alla cucina, che è quello condotto dalla nostra meravigliosa Alessia Smile Food, ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo. Siamo pronti a vivere un nuovo appuntamento e come dicevo sempre con grande passione ed è anche la stessa passione che noi ogni giorno mettiamo nel dire grazie, grazie 243.288 volte, grazie. Grazie sempre, grazie perché continuate a darci fiducia e continuate a condividere con noi quello che è il nostro grande entusiasmo. Io compro siciliano è diventato un lifestyle, uno stile di vita che porta avanti identità, qualità, provenienza in tutte le sue forme e questo lo condividiamo anche nei momenti non ufficiali. Anzi, a proposito di questo, volevo dirvi che proprio ieri abbiamo condiviso con la squadra, in realtà mancavano i moderatori, mancava proprio Alessia Smile Food, ma eravamo proprio al completo per questo momento che è stato un momento di condivisione e soprattutto come sempre quando si vive il proprio lavoro con grande passione, con grande entusiasmo, si cammina velocemente, un po' per prendere spunto anche da quello che gli ideatori dicono. E a proposito di ideatori, permettetemi come sempre di ringraziare gli ideatori, i tre ideatori di Io Compro Siciliano, ed è il dottor Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello. A proposito di questo, vorrei ricordarvi che potete scrivere, condividendo con noi le vostre idee, i vostri progetti, i vostri suggerimenti anche, scrivendoci alla nostra mail di riferimento che è info@iocomprosiciliano.com. E poi ancora, a proposito di mail, a proposito di informazioni, sapete, proprio ieri ci avete visto con tutti con la nostra meravigliosa t-shirt, perché abbiamo questa t-shirt, questa maglietta con Io Compro Siciliano, che troverete nella parte merchandising, che non fa parte del marketplace, è proprio una parte dedicata al merchandising e lì potrete guardare i vari modelli, bambino, donna, uomo, ed è shop@iocomprosiciliano.com. Ancora un altro suggerimento è quello, lo ricordo sempre, sono ormai veramente tantissime le aziende che fanno parte del nostro database. Iscrivetevi anche voi gratuitamente al nostro form, lo trovate proprio in alto alla nostra pagina ufficiale. Potrete inserire dati inerenti alla vostra azienda per poter essere inseriti all'interno di questo grande database. E poi continuiamo a lavorare proprio in questi giorni presenteremo ufficialmente il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano con le eccellenze di Sicilia che parlano di prodotti, che parlano di eccellenze artistiche e culturali e siamo ben felici di poter presentare con grande qualità le aziende che ne fanno parte ed ancora siamo proprio alle ultime battute, siamo pronti anche alla presentazione del nostro portale del turismo, sempre a marchio Io Compro Siciliano, che è il siost.it, e poi vi ricordiamo anche la Sicily City Pass, la nostra card
sotto forma di app che vi permetterà di poter viaggiare in Sicilia usufruendo di tantissimi vantaggi per meglio conoscere la nostra terra. Bene, io darei il benvenuto a tutti gli amici che sono in collegamento con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno Tito Puleri, fra poco leggerò tutti i messaggi come sempre. Buongiorno da parte di Davide Morici, buongiorno, io compro siciliano. Ecco Tito Puleri sempre presente, siamo pronti per i nostri ospiti. Vi dicevo, siamo nel territorio di Messina. Proprio oggi trasmettiamo la nostra diretta dalla città di Milazzo. Milazzo è bellissima cittadina, sapete, molto nota perché qui si trova il castello più grande d'Europa e più che castello si chiama città murata, o meglio cittadina fortificata, che si estende per 7 ettari, 12.000 metri quadri di superficie, una città sicuramente da visitare. E continuiamo a rimanere nel territorio di Messina e siamo infatti pronti per introdurre il nostro primo ospite. Siamo esattamente a Fiume di Nisi, siamo nel lato orientale dei Monti Peloritani, siamo pressappoco a 190 metri sul livello del mare e siamo pronti a ricevere il nostro ospite di oggi. Abbiamo con noi Giuseppe Piccolo dell'azienda agricola Nisi Natura di Fiume di Nisi. Buongiorno, siamo felici di averla con noi, grazie per aver accettato. Ciao, sono felice anch'io e grazie per il vostro invito. Bene, allora noi parliamo sempre di territorio, dottor Piccolo, parliamo di prodotti e io vorrei insieme a lei cominciare a parlare di prodotti del territorio. Sì, prodotti del territorio, io sono il proprietario di un'azienda agricola che ho fondato io stesso già 20 anni fa, quindi da giovanissimo, perché ho sempre creduto nel territorio e nei prodotti che poteva esprimere, soprattutto dell'alimentare. Poi coniugati al nostro bellissimo paesaggio, quindi il mare e la montagna a pochissimi metri di distanza, sicuramente l'agroalimentare, soprattutto fatto con qualità, rappresentava per me il futuro professionale e quindi ho investito, ho scommesso sul territorio come? Attraverso delle semplici cose. Ho avviato una piccola azienda di galline allevate all'aperto, che era la prima della provincia di Messina quando è stata fondata, per la vendita delle uova, quindi sostanzialmente riprodurre quelle che erano le cosiddette uova di casa, ma fatte in modo professionale. Poi ho sposato qualche anno dopo appieno il progetto del limone interdonato che si stava riqualificando, tant'è vero che oggi è un IGP proprio della Riviera Ionica messinese e sta ridando di nuovo quei risultati che i produttori si aspettano e per i quali invece avevano dovuto abbandonare proprio per la crisi del settore agrumicolo negli anni 90. Oggi per fortuna si sta riprendendo anche grazie al contributo della Nisi Natura appunto, e poi per tutta una serie di cose abbiamo cominciato anche a impiantare dei frutteti, quindi oggi abbiamo impianti di mele, di pere, prugne, fichi e ortaggi di stagione. E quindi possiamo dirlo quando io di tanto in tanto, dottor Piccolo, pubblico qualche post con qualche citazione, magari di qualche autore importante, e ce n'era proprio una del Guttuso che parlava della mela, cioè io quando acquisto una mela deve parlare di Sicilia, lo possiamo dire che noi le mele ce le abbiamo, le mele quelle buone? Oh, Assolutamente ecco. sì, assolutamente sì, perché? Perché abbiamo appunto quella fortuna di estenderci dal mare alla montagna e quando si parla di montagna parliamo di montagna perché arriviamo pure a 700 metri e quindi credo che la qualità delle mele in particolare, ma poi effettivamente la Sicilia ha un panorama di produzioni che da fare invidia a chiunque. Bene, io vorrei leggere qualche messaggio, dottor Piccolo, e introduciamo il prossimo ospite. Allora, il messaggio arriva da Maurizio Tumminia. Buongiorno, io compro siciliano, ciao Catiusca. Buongiorno Maurizio, il saluto va a te e al tuo grandissimo gruppo che è artisti amici nostri, quindi saluti al nostro amico Maurizio e a tutti gli amici del gruppo diretto proprio da Maurizio. Ancora il Faraone Palermo, buongiorno carissima Catiusca, sei sempre bravissima e di buon umore. Il buon umore non deve mai mancare. Buongiorno a te, caro.
Ancora Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti. Ida Stagnetta, anche lei è un'amica che ci segue sempre dall'estero, scrive: buongiorno sempre da Namur in Belgio. Io concedo il lunedì e il giovedì e non perdo mai le vostre dirette. Grazie di farmi viaggiare per lungo e per largo nella mia cara Sicilia. Ida, siamo veramente felici che tu ci segua dal Belgio e speriamo di poterti avere ancora nuovamente in Sicilia. Un grande abbraccio a te e a tutti gli amici, tra l'altro, che ci seguono dall'estero. Quindi saluti a voi. Bene, noi siamo pronti ad introdurre anche il prossimo ospite. Lui è a Caprileone, siamo sempre nel territorio di Messina. In collegamento abbiamo Giuseppe Frusteri. Giuseppe Frusteri, fondatore e presidente della OPAN. Buongiorno, Buongiorno. bentrovato. Buongiorno a tutti, grazie. Giuseppe Frusteri, la prima domanda per chiarire anche ai nostri amici di Io Compro Siciliano, cosa è OPAN? Io ho l'onore di rappresentare gli allevatori dei Nebrodi, quindi non solo un'azienda, ma tutte le aziende che riescono ad allevare con costanza, con forza, con determinazione il suino nero dei Nebrodi, che è un'eccellenza, la punta del diamante la chiamiamo qua sul territorio, dei Nebrodi stessi, perché dal suino nero esce poi il prosciutto dei Nebrodi, che è un prosciutto di suino nero eccezionale con delle caratteristiche fantastiche e quindi rinomato in tutto il mondo per le sue qualità organolettiche. OPAN, quindi organizzazione sì. Prodotto allevatori Nebrodi. Volevo chiederle quanti, il vostro, così come diceva, raggruppa un po' tanti allevatori, ma quanti fanno parte di OPAN? Attualmente gli iscritti all'ANAS, che è quello che l'ente che gestisce la razza in via di estinzione, perché il suino nero è un animale raro e in via di estinzione, è bene anche sollevare questo aspetto. Sono 112 sui Nebrodi, sono 112 in tutta la Sicilia, diciamo che il 98% si trova sui Nebrodi, quindi sono più o meno 97 le aziende che si trovano sul territorio e alla quale piace conferire il prodotto a OPAN per avere una massa critica, quindi per avere un prodotto da posizionare sul mercato in modo più incisivo. Mi piace quando si parla di allevamenti specificare un punto fondamentale che poi è quello sul quale noi diamo tanta attenzione, che è proprio poi la qualità della gestione degli allevamenti, e mi sembra che voi in questo, quindi tutti coloro che fanno parte proprio di OPAN, a questo si dedica tanta attenzione. Assolutamente sì, gli allevatori sono circa 20 anni che gestiscono i suini allo stato brado, completamente brado. Adesso negli ultimi anni, grazie alle stringenti leggi sulla benessere animale, la qualità delle carni, quindi anche al controllo sanitario, non è più brado ma è semi-brado, nel senso che gli animali hanno tanti ettari a disposizione, ma sono costantemente controllati dai veterinari, dall'ASL, quindi anche l'aspetto salutare è molto importante. Apro una piccola parentesi, io sono un animalista di quelli sfegatati, nel senso che amo i cani, amo tutti gli animali, e quando mi sollevano il problema degli allevamenti, io gli dico che è vero che, tra virgolette, il destino degli animali, in questo caso dei maiali, è più o meno quello, però perché non farli vivere con dignità fino al loro compimento del destino? Gli animali, in questo caso il suino nero dei Nebrodi, vive assolutamente felice e con dignità per tutto il suo periodo di vita. Vive allo stato brado, vive sui Monti Nebrodi, si affaccia e vede il mare ed è qualcosa di eccezionale, e vive costantemente questa brezza marina che arriva sui Monti Nebrodi e porta sali minerali e nutrienti che dal 98, 96 98, adesso non ricordo bene la data, vengono studiati dal Centro Nazionale di Ricerca, dal CNR, per capire come il suino nero acquisisca grassi insaturi dal terreno stesso. Cioè l'unica carne di maiale che ha il 75% di grassi insaturi. Mangiare carne di suino nero è come mangiare olio d'oliva, ha le stesse caratteristiche organolettiche ed è qualcosa di unico. Certo.
Torno un attimo al dottor Piccolo. Viene fuori, come sempre, dai racconti che le aziende fanno dei propri prodotti, quella che è la grande identità che si lega sempre alla qualità. Ci sono tra l'altro proprio legato all'identità e alla qualità tanti progetti che vi riguardano, giusto dottor Piccolo? Sì, come dicevo prima, tant'è vero che anche noi abbiamo fatto impresa proprio perché esiste già il modello del limone interdonato. Ora, per quanto è vero che poi un'azienda magari non può vivere solo di una produzione, ma ha bisogno di diversificare proprio per esigenze di economicità, è anche vero però che se non c'è qualcosa di portante, di trainante per l'agricoltura, come può essere nel nostro caso il limone interdonato, sicuramente incoraggia molti giovani anche ad avvicinarsi all'agricoltura perché sanno che intanto c'è uno sbocco per i propri investimenti. E poi, chiaramente, una volta dentro, ci si perfeziona, ci si diversifica e si creano anche altri modelli di imprenditoria, compreso anche quello degli allevamenti, perché anche se non in modo particolarmente specializzato, però anche i peloritani hanno una bella realtà ovicaprina che però manca proprio di questo aspetto della specializzazione. Allora il modello del limone interdonato, proprio perché vogliamo fare riferimento a qualcosa che è perfettamente identificato con il territorio, può dare sicuramente spunto a anche altri modelli, altre filiere che si possono sviluppare. Quindi nuova imprenditoria, attenzione ai giovani, proponiamo anche appunto la possibilità con quello che poi è un messaggio forte che è il ritorno alla terra, il E ritorno anche, alle perdonami, origini, il anche ritorno... un'ultima analisi proprio sul limone interdonato, che è il concetto di cooperazione. Staccato magari dal discorso cooperativa, perché io uso sempre dire che tra cooperazione e cooperativa c'è una differenza. Il modello cooperativistico non in senso giuridico del termine, come forma giuridica della società, ma proprio come sistema alla cooperazione, cioè ad aiutarsi l'un con l'altro, capendo e avendo bene il concetto chiaro che da soli non si arriva da nessuna parte, c'è bisogno di fare sistema. E in questo E anche il limone come, interdonato è stato un esempio positivo e lo è ancora oggi. e come vedete continua a venire fuori quello che è il messaggio che insieme si è più forti e si raggiunge in maniera più forte anche il risultato, in maniera più consistente. Mi sembra anche che Giuseppe Frusteri, voi credete fortemente proprio in quella che è la cooperazione, in quella che è la rete. Assolutamente sì, noi abbiamo creato un'organizzazione di prodotto. Oggi la OPAN è la prima organizzazione di prodotto del sud Italia. Cosa significa? Lo spiego meglio per chi non è, per i non addetti ai lavori, diciamo. San Daniele, Parma, Parmigiano Reggiano sono degli esempi come le organizzazioni di prodotto possono portare dei piccoli allevamenti a avere sul mercato una forza importante, una forza commerciale importante. Quindi 3 anni fa abbiamo costituito la prima organizzazione di prodotto del sud Italia, quindi da San Daniele in giù troviamo Opan come organizzazione di prodotto, raccogliamo gli allevamenti, raccogliamo gli allevatori, quindi tutti gli allevatori portano il maiale seguendo naturalmente il disciplinare di produzione a Opan. Opan trasforma questa materia prima e si presenta sul mercato con un marchio unico, con una quantità importante, quindi riusciamo anche ad aggredire i mercati dove la richiesta è magari molto più importante e, cosa fondamentale, con una qualità unica. Quindi il maiale avrà sempre lo stesso peso, sempre la stessa caratteristica, sempre lo stesso sapore. Diciamo che anche questo è importante, perché se oggi il maiale ha un sapore e domani ne ha un altro, perché siamo quello che mangiamo. Quindi anche il maiale, dipende da quello che mangia, cambia le caratteristiche e cambia sapore. Naturalmente noi abbiamo aderito a un progetto di Lega Coop nazionale e Lega Coop Sicilia, quindi crediamo molto nella cooperazione, crediamo molto nell'unire le forze e anche per questo abbiamo accettato molto volentieri il progetto di Io Compro Siciliano, che è sicuramente un progetto che stimola tutta la Sicilia a farsi forza e spuntare sul mercato in modo coeso e forte. Grazie per le sue parole. Io prendo una frase che lei poc'anzi ha detto:
noi siamo quello che mangiamo. E ritorno adesso al dottor Lopiccolo, però prima permettetemi di fare dei saluti. Abbiamo la nostra meravigliosa Alessia Smile and Food da Palazzolo Acreide. Sapete, anche lei fa parte della squadra di Io Compro Siciliano, tutti i sabato alle 14:30 con Io Compro Siciliano Chef. Ciao grandissima Alessia, ieri mancavi te all'incontro dello squadrone Io Compro Siciliano. Grandi saluti e sempre complimenti per quello che fai e regali non solo al popolo di Io Compro Siciliano, ma a tutta la Sicilia. Buongiorno meravigliosa Katiuska, a te e ai tuoi ospiti, dice proprio Alessia, la Sicilia sta dimostrando di essere veramente fantastica. Alessia, hai ragione, e come vedi anche gli ospiti di oggi raccontano grande eccellenza. Ancora saluti da Giuseppe Giorgianni. Buongiorno dottor Giorgianni, buon inizio settimana a tutta la Sicilia. Sapete, Giuseppe Giorgianni è uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano. Buongiorno e ancora complimenti per il lavoro costante e forte che ogni giorno dedicate a noi e a Io Compro Siciliano. Ancora Mariano Carbonetti. Saluti speciali a Mariano Carbonetti, buongiorno a tutti voi. Mariano, chef, lui è insegnante, docente, racconta proprio la storia legata ai piatti siciliani. Lo avremo questa settimana ospite nel nostro palinsesto, quindi avremo modo di parlare e raccontare la Sicilia attraverso i piatti. Quindi grazie chef. Ancora Stefania Caccamo. Buongiorno, Io Compro Siciliano. Vedere come state facendo sistema, rete e quindi forza di squadra, complimenti perché Io Compro Siciliano è realtà che darà futuro e identità al Made in Sicily. Ospiti eccellenti. Ancora il Faraone Palermo dice: gli allevamenti di Nebrodi sono di grande eccellenza siciliana. Ed ancora saluti da Sebastiano Musarra, quindi saluti a voi e soprattutto complimenti. Ma partiamo un attimo dalla frase che diceva poc'anzi Giuseppe Frusteri. Giuseppe diceva: poi noi siamo quello che mangiamo. E torno dal dottor Piccolo. Dottor Piccolo, fra i progetti dedicati anche ai giovani mi sembra che ce ne sia proprio uno legato all'educazione alimentare, se non erro. Sì, un esperimento, un'esperienza che abbiamo fatto con oltre 1200 studenti nel 2016, proprio su iniziativa della Nisinatura, un progetto di educazione alimentare. Praticamente consisteva nel andare nelle varie classi e spiegare dai più piccoli, proprio della scuola, dell'asilo, no? Per intenderci, fino ai bambini di 10 anni, i vari processi produttivi, chiaramente spiegati a dei bambini, però era bello vedere intanto la curiosità e soprattutto sapere che i più piccoli incamerano delle nozioni che poi si portano per tutta la vita. Quindi già da piccoli abituarli a consumare prodotto del territorio piuttosto che la genuinità del prodotto, la freschezza. Cosa cambia tra un prodotto d'estate e uno d'inverno e perché in inverno ci sono dei prodotti estivi e viceversa? Ecco, serve comunque a fare quella cultura che sarebbe necessaria anche per i più grandi, ma sicuramente è strategico farla acquisire ai più piccoli perché poi si portano dietro per tutta la vita quelle nozioni e vuoi o non vuoi i risvolti positivi per il territorio e per la salute, perché questo studio dimostrava che praticamente non tanto per fortuna in Italia, quanto invece per esempio negli Stati Uniti d'America, la prima causa di problematiche di salute dei bambini è proprio l'obesità dovuta al consumo di merendine, bibite gassate, zuccherate, quando invece non sanno perché non sono abituati a bere delle sane spremute d'arance piuttosto che mangiare della frutta anziché le merendine, e allora serviva proprio, e un po' anche con un modo giocoso di fargli apprendere come la gallina fa l'uovo piuttosto di come una zucchina viene trapiantata dal seme e arriva poi ad avere il prodotto finito, è sicuramente una cosa che ha incuriosito e ci ha dato pure una notevole soddisfazione. Un progetto che cercheremo di riproporre agli istituti della nostra zona, perché comunque è un progetto ambizioso e come tale richiede anche un certo investimento economico. La prima volta l'ha fatto la Nisinatura, ma non vi nascondo che c'è bisogno appunto di quel sistema anche pubblico che dà una mano, perché diversamente diventa difficile realizzarlo in modo sistemico.
Importante, sì. Quindi impariamo noi, insegniamo ai nostri figli, ai nostri bambini a conoscere veramente le cose elementari, come adesso stava dicendo il dottor Piccolo, lo diceva anche poc'anzi Giuseppe Frusteri. Insegniamo ai nostri bambini a conoscere le cose elementari, la stagionalità dei prodotti, come poi concretamente mettere su anche il semino che poi può dare il suo frutto. Questo è un insegnamento sano, forte. Noi devo dire, proprio sul ritorno alla terra, Io Compro Siciliano ha firmato da poco un protocollo di intenti con Slow Food che permette proprio quello di promuovere, presentare, cercare di meglio lanciare quello che è il messaggio sui cibi sani, su quello che poi è il messaggio importante che riguarda proprio un sistema, perché anche una buona alimentazione è un sistema da adottare. Quindi il sistema è fondamentale anche appunto nell'operare, nel cooperare, quello che è il discorso che è venuto fuori oggi con i nostri ospiti. Devo dire, Alessia Smile and Food ci scrive ogni territorio ha le sue peculiarità e questo è un punto di forza. Noi in Sicilia siamo fortunati e non dobbiamo inventarci nulla, solo valorizzare cibi che abbiamo già. E questo è senz'altro vero. Torno e ormai siamo veramente alle ultime battute. Giuseppe Frusteri, quindi facciamo rete, cerchiamo di coinvolgere chi fa qualità e quindi qualità significa eccellenza. Questo è lo scopo di OPAN, vi ricordo Organizzazione Prodotto Allevatori dei Nebrodi. Vogliamo dare qualche riferimento per chi magari volesse sapere qualcosa in più sui prodotti? Giuseppe Frusteri. Noi abbiamo attivato naturalmente il nostro sito che è prosciuttodenebrodi.it. In questi giorni è partita la campagna di crowdfunding proprio lanciata da Opan per aiutare i giovani a rimanere in Sicilia, perché questo è stato l'obiettivo che abbiamo lanciato 3 anni fa. Io ho vissuto sulle mie spalle questa esperienza di diplomarmi, non trovare lavoro e dover andare a Torino quasi per 12 anni a lavorare lì, quindi lasciare famiglia, lasciare affetti, lasciare anche in un certo senso quello che è la tua terra, la tua mamma, in buona sostanza, sia sotto il punto di vista familiare che proprio, io la Sicilia la considero mia mamma. Quindi, sì, è una madre, in qualche modo ci abbraccia e ci sostiene. Dobbiamo capire che facendo squadra, facendo rete, riusciamo ad arrivare sui mercati che contano. Oggi quello che mi fa rabbia è trovare il pata negra, per esempio, nei supermercati siciliani, a prezzi importanti, si parla di 60-90 euro al chilo, quando poi un prosciutto dai Nebrodi, cresciuto allo stato brado, 24 mesi, 12 mesi di allevamento, quindi sacrifici a dire basta, magari non viene valorizzato per come si deve. Quindi è ottima l'iniziativa di Io Compro Siciliano nel dire comprate siciliano, aiutate le aziende che stanno sul territorio, aiutiamoci perché poi tuo figlio non dovrà partire per andare a Torino, a Milano, in Germania a fare lo schiavetto, tra virgolette, per altre nazioni. Quindi il messaggio di Opan è questo, sposiamo appieno l'iniziativa di Io Compro Siciliano perché è quella che abbiamo sposato già 3 anni fa, quello di fare rete, fare sistema e aiutare i giovani a non dover andare via. Se io oggi ho un allevamento che mi dà il sostentamento, mi dà la possibilità di creare una famiglia, non ho motivo di dover andare fuori. Ma questo è la massaia che me lo deve permettere. È il signor Tonino, è la mamma Carmela che quando va al supermercato non deve guardare che la carne tedesca costa 5 euro al chilo, perché quella carne tedesca è piena di antibiotici, è piena di OGM, è piena di ormoni che portano l'animale a crescere in 6 mesi e mi sto mangiando quello che compro. Sto comprando una carne a 5 euro che magari prima è una fettina bella grossa, la metti in padella e si stringe perché è piena di acqua. Un suino invece allevato allo stato brado, che cresce in modo salutare, in modo naturale,
quando lo metti in padella, se avevo comprato 1 chilo di carne, ne ritroverò quasi 1 chilo di carne, perché l'acqua è molto ridotta. E non solo questo, quindi compro salute, ma aiuto mio figlio, mio nipote, mio zio, tutto il sistema a rimanere in Sicilia e a creare quella che noi chiamiamo economia circolante. Quindi poi tutto il sistema sta bene, perché io poi comprerò le uova e le galline dell'amico Giuseppe e tutto ritorna. Assolutamente, ed è questo proprio il messaggio che quotidianamente vuole dare Io Compro Siciliano. Attenzioniamo, primo noi, tra l'altro noi diciamo sempre, il nostro non è campanilismo o chiusura, anzi tutt'altro, l'invito poi è quello che facciamo a tutte le regioni d'Italia, no? Diciamo attenzionate dapprima i vostri prodotti, che sono i prodotti del territorio, che danno forza alle economie locali e che quindi daranno forza alle regioni, e abbiamo la possibilità in questo modo più forti di poter presentarci in mercati più grandi, più importanti. Questo è proprio il messaggio che diamo, quindi Sì. accogliamo veramente con grande piacere questi complimenti da parte sua. Permettetemi di leggere questo messaggio di Mariano Carbonetti. Si parlava di ragazzi, si parlava di scuole. Mariano Carbonetti è uno chef, come vi dicevo poc'anzi, lui racconta proprio la storia legata ai nostri piatti e insegna, quindi è sempre a contatto con dei giovani. Quindi permettetemi di leggere questo messaggio. Accompagnare per mano i ragazzi delle scuole e infondere loro il valore degli innumerevoli caratteristiche alimentari è uno dei metodi per trasmettere il reale valore delle nostre radici. Io Compro Siciliano lo fa attraverso il nuovo stile di vita che con le sue nozioni di attaccamento alla Sicilia fa ormai dalla sua nascita. Quindi grazie, bravi ragazzi, siete un'eccellenza della nostra terra. Brava Katiuska, bravi tutti. Noi ringraziamo te Mariano, perché sei veramente sempre un punto importante, e poi tra l'altro tu insegni ai tuoi ragazzi con grande amore e questo viene fuori sempre, anche quando abbiamo possibilità di intervistarti, quindi grazie davvero. C'è Marta Rossi, buongiorno a tutto il gruppo di Io Compro Siciliano da Bagheria, buongiorno, quindi dalla provincia di Palermo. Ciao Marta, ciao cara. Abbiamo Sebastiano Musarra. È fondamentale coinvolgere i giovani nelle esperienze positive presenti sul territorio. Già dall'età scolare è importante interessarli per portarli verso il mondo agricolo. Quindi continuiamo ad avere consenso anche da parte degli amici che ci stanno seguendo in diretta. Permettetemi, a proposito di questo, poi siamo veramente ai saluti, di salutare tutti gli amici che in questo momento hanno salutato nei nostri video party. Purtroppo io durante la diretta non ho la possibilità di poter visualizzare quei messaggi, per cui vi saluto. Scriveteci sempre sulla nostra diretta, sulla nostra pagina, perché io vi riesco a visualizzare i messaggi, quindi eventualmente scusatemi, e vi saluto comunque e vi dico grazie per il vostro affetto. Bene, dottor Piccolo, siamo a chiusura. Giuseppe Prosteri, siamo a chiusura. Io volevo ringraziarvi perché oggi abbiamo parlato dei prodotti, abbiamo parlato del territorio, abbiamo detto quanto importante sia collaborare e creare sinergia. Io penso che sicuramente da questo nostro incontro, perché noi diciamo sempre che dagli incontri nascono i progetti e le nuove idee. Io penso che nascerà una collaborazione forte con Io Compro Siciliano, perché portiamo avanti le eccellenze, sia collaborare e creare sinergie. Giuseppe Piccolo e Giuseppe Prosteri sono anche loro eccellenze siciliane. Siamo in chiusura. Bene signori, io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Come sempre, come chiedo ai miei ospiti, vi chiedo, potreste gentilmente avvicinarvi alle camere? Sì, più avanti, ok. A questo punto è un portafortuna ormai testato, consolidato, è una cosa che ormai diciamo è appuntamento fisso, apertura e chiusura. Noi chiediamo agli ospiti di chiudere in questo modo. Ripetete con me. Io compro siciliano.
Siciliano. Ci piace, questa è la Sicilia che amiamo. Noi salutiamo Messina, domani vi portiamo a Siracusa perché parleremo ancora di arte, tradizione e pupi. Grazie per essere stati con noi, mi raccomando, appuntamento alle 18 con il mitico Francesco Caravello. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Giuseppe Piccolo e grazie a Giuseppe Ciao, Putteri. grazie. Viva Grazie le eccellenze siciliane. Grazie, Forza. io compro siciliano. Forza, ciao, ciao, ciao.